Nei giorni scorsi si è concluso a Rosolina, in provincia di Rovigo, presso il presidio rurale, il corso regionale ATP Autoprotezione in ambiente acquatico, a cui hanno partecipato 10 vigili del fuoco provenienti dai vari comandi del Veneto. Il corso, che si è prolungato per una settimana, ha visto una parte iniziale teorica dedicata a specifiche situazioni di rischio, seguite in seguito dalle esercitazioni pratiche sia a terra che in acqua. Gli operatori hanno così consolidato le capacità di autoproteggersi dai rischi correlati agli ambienti acquatici e rafforzato le proprie capacità di prestare soccorso a un malcapitato sia agendo da riva che a bordo di un natante. Una particolare attenzione è stata dedicata alla sinergia tra le varie squadre dei vigili del fuoco e gli altri soccorritori, tra cui anche la Guardia Costiera. La sede di Rosolina era già stata utilizzata negli anni scorsi come presidio stagionale dei Vigili del Fuoco in modo da essere più presenti e puntuali nel territorio e in questo contesto è stata utilizzata per la prima volta per scopi didattici dopo la sua acquisizione da parte del Corpo. Ha rivelato quindi la sua importanza come presidio strategico in ambito regionale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.